A quasi un anno dalla tragedia, era il 3 luglio 2022, ecco la sentenza del giudice per le indagini preliminari di Trento che mette la parola fine alla tragedia. Il crollo di una parte del ghiacciaio della Marmolada, che provocò la morte di 11 persone, non ha responsabili e così l'inchiesta della Procura di Trento è stata archiviata, una decisione per certi versi attesa perché la perizia degli specialisti aveva confermato l'imprevedibilità dell'evento e perché di conseguenza il procuratore di Trento aveva già chiesto l'archiviazione. Erano le 13:45 del 3 luglio del 2022 quando un seracco si era staccato dal ghiacciaio. L'enorme massa di ghiaccio, fango e sassi aveva travolto alcune comitive uccidendo 11 persone. La più colpita era stata la provincia vicentina con 4 vittime di Malo, Tiene, Valdagno e Barbarano Mossano, poi Padova con marito e moglie di Cittadella e Treviso con 2 fidanzati di Montebelluna. Le altre 3 vittime venivano dal Trentino e dalla Repubblica Ceca. Tra le motivazioni che i periti nominati dal Tribunale avevano messo nero su bianco in una relazione di 45 pagine per sostenere la tesi dell'imprevedibilità, le temperature elevate registrate da metà giugno che avevano portato a una fusione superficiale della neve del ghiaccio che si stava riducendo di 7 cm al giorno.